A tutti, mi chiamo Domenico Franzan, appunto come vedete da questa immagine qui, sono da 30 anni che lavoro nel settore della meccanica, in realtà io sono un progettista meccanico, ho lavorato per 30 anni sulle macchine utensili come progettista e quella figura che sta a cavallo tra ufficio tecnico e officina, diciamo quello che è l'operativo, no? Quello che diciamo non può dire aspetta che chiedo, ma deve fare purtroppo. Questo era diciamo il tipo di attività. Da 15 anni a questa parte lavoro con gli adulti anche, quindi faccio dei corsi serali con gli adulti e principalmente di CAD, CAD-CAM, CNC, questa è un po' l'area diciamo che insegno alla sera, adesso da 2 anni circa insegno anche ai ragazzi, quindi ho deciso di dedicarmi completamente all'insegnamento e alla mattina, diciamo così, ho i ragazzi, quindi il corso diurno dei ragazzi che vanno dai 13 ai 18-19 anni e al pomeriggio e alla sera ho gli adulti. Ecco, questo è un po' per inquadrare un pochettino la mia figura professionale. Ecco. Ho voluto partire con questa presentazione facendovi vedere un attimino, a parte Enel Veneto, appunto l'immagine che avete qua di fianco, che sono le varie aree che l'ente si occupa, quindi non è solo nell'area meccanica, ma c'è anche l'area elettronica, elettrotecnica, la ristorazione, insomma, ci sono diverse aree. Questo è un nostro logo iniziale per farvi capire un pochettino che l'ente di formazione non si occupa solo di industriale, ma anche di altre realtà, insomma, ecco. Allora, quello che è lo scopo di questa oretta che passeremo insieme è quella di darvi un po' un'idea di che cos'è il controllo numerico. Chiaramente tanti di voi sapranno già tante cose, no? Immagino ogni volta che comincio un corso di CNC dico sempre adesso cercate di dimenticare un po' quello che sapete, perché alle volte è anche peggio, no? Quando uno pensa di sapere delle cose o magari le sa anche, però deve cercare di partire con una logica un po' diversa. Allora io questa oretta qui volevo dedicarla proprio a una cosa molto molto semplice, una cosa molto semplificata per farvi capire dove si vuole andare a parare, nel senso che il CLC alla fine non è poi così complesso come sembra, è molto più semplice se affrontato nella giusta maniera. Ecco, io spero di farvi percepire questa cosa qui e inizierei. Allora, dicevamo che iniziamo appunto a parlare un po' di tutto il mondo CNC, quindi è diciamo un'oretta passata insieme un pochettino a 360 gradi, no? E questo ha lo scopo di farvi capire cos'è il mondo CNC e quindi dopo fatevi la scelta, insomma, che cosa volete fare. Allora, dopo la prima slide vi faccio vedere un po' il programma che affronteremo oggi, quindi parleremo appunto di CNC, Computer Numerical Control, quindi daremo un po' di definizione di che cos'è il CNC, cos'è poi un'introduzione alle macchine utensili al controllo numerico. Parleremo di questi 2, 3, 4, 5 assi perché si sente tanto parlare, soprattutto ultimamente, di macchine 5 assi e vedremo anche la differenza tra un sistema indexato e continuo, che le parole sembrano chissà che cosa, dopo in realtà è molto più semplice di quanto non sembra. E poi andremo a vedere la fresatrice a controllo numerico, quindi ecco la nostra protagonista, dopo vi spiegherò il perché è la nostra protagonista. Poi gli assi cartesiani, il concetto di percorso, lo zero pezzo, lo zero macchina, lavorazione multiutensili, cambio utensile automatico, realizzazione di un percorso utensile in linguaggio ISO. Ecco, questo è un po' il nostro programma di oggi. Allora, partiamo. Allora, diamo un po' di definizioni prima di tutto. Cosa vuol dire CNC, Computer Numerical Control? Che cosa vuol dire? Allora, stiamo parlando di macchine utensili comandate da computer. È un'evoluzione, adesso vi leggo un po' quello che ho scritto, no? È un'evoluzione delle macchine a controllo numerico comparse alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80. Le trasmissioni avvenivano attraverso dei nastri traforati, praticamente venivano infilati dei nastri traforati in queste macchine che leggevano questi nastri e eseguivano dei comandi. È vera e propria archeologia industriale, insomma, di questo periodo. Siamo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80.
Ora invece le macchine sono tutte praticamente comandate da computer, ecco perché CNC, vuol dire Computer Numerical Control, no? Dove il computer può essere a bordo macchina oppure no. Ecco, questo è un dettaglio, non da poco. Adesso anche su internet si possono comprare delle macchine a controllo numerico che funzionano anche bene, perché a scuola io ne ho comprate un paio, che costano veramente pochissimo, 300 euro compri una macchinetta CNC che riesci comunque a fare delle incisioni, a fare qualche lavorazione, riesci a farla, insomma, il costo è abbastanza limitato, il computer è esterno alla macchina e quindi trasmette attraverso USB seriale, quello che è, insomma. In ogni caso, tutte le macchine a controllo numerico si basano sul principio degli assi cartesiani. Ecco, allora adesso mi piace far vedere questa immagine qua di questo signore qui, vedete questo signore qui? Questo qui si chiama Nicola Doresme, è un francescano, anzi un benedettino francese della metà del 300. Lui ha messo in piedi, diciamo, il sistema degli assi cartesiani. Dopo 300 anni circa Cartesio ha preso le sue intuizioni, diciamo così, e ha creato il vero e proprio sistema di assi cartesiani. Diciamo che così che da lui, da questo signore qua, siamo arrivati a lavorare sulle macchine a controllo numerico che si basano ancora su questo principio di questo signore, appunto, che è della metà del 300. Si chiama Nicolas Doresme, questo signore, e questa macchina, l'ultima macchina che ho utilizzato ultimamente, si chiama una Micro HSM 500, una macchina a motori lineari. Vabbè, ora, che cosa ha avanti? Allora, le macchine tessili a controllo numerico, moltissime sono le applicazioni delle macchine tessili a controllo numerico in ambito industriale, tra cui macchine taglio laser. Ok, vediamo qui una macchina a taglio laser, ad esempio vedete che non ha il computer a bordo, questa macchina qui riceve i dati direttamente e niente, lei ha una trasmissione come fosse un enorme pantografo, d'accordo? Però una macchina a taglio laser, poi ci sono macchine di marcatura, piegatrici, retrorosina a filo, come in questo caso, retrorosina a tuffo, macchine di fornitura, macchine di fresatura e molte altre, anche pantografini piccoli. Tutto questo è l'universo CNC, d'accordo? Bene. Detto questo, adesso vi chiedo un po' di sforzo, di immaginazione e vediamo un pochettino di capire meglio sui nomi degli assi, no? Si parla di macchina 2, 3, 4, 5 assi e vediamo un po' di capircela un po' di più. Allora, innanzitutto la regola della mano destra, questa è abbastanza importante, sembra una sciocchezza, ma in realtà non lo è per niente. Allora voi dovete prendere la vostra mano destra e fare quell'immagine, vedete quell'immagine che c'è sullo schermo a sinistra, vedete, è l'importante che sia la mano destra, okay? Dove la X è il pollice, la Y è l'indice e la Z è il dito medio, d'accordo? Qui è la terna d'assi, d'accordo? Questa è un po' una regola. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quanto il controllo numerico alla fine si basa su questo principio, non è che ci sia tanto da dire, perché quando si parla di due assi, ad esempio il taglio laser, lavora sugli assi X, Y, tagliano e poi lo Z viene acceso il laser oppure no, insomma, e fa il taglio dell'oggetto che ci serve. Mentre quando si parla di due assi e mezzo si intende anche un asse di profondità, ecco che interviene l'asse Z. Se questo asse non è interpolato si parla appunto di 2 assi e mezzo, se invece è interpolato si parla di 3 assi. Cosa vuol dire interpolato? Vuol dire che è coordinato agli altri. Quindi un'interpolazione classica tra x e y, quindi un comando di controllo numerico che coordina questi 2 assi, e si chiama appunto 2 assi. Quando invece è coordinato anche il terzo asse, cioè nella stessa riga di comando si può scrivere x, y, z e lui esegue tutti e tre le coordinate simultaneamente, allora si parla di interpolazione a 3 assi. Poi però c'è anche un'interpolazione a 4 assi, anche a 5 assi. Che cosa sono questi assi ausiliari? Allora qui vediamo un'immagine della fresatrice e dove abbiamo di nuovo la nostra x e y e la nostra z e abbiamo degli assi rotativi. Ecco, questi sono gli assi rotativi, sono appunto il quarto asse quando ce n'è uno, il quinto asse quando ce n'è un altro. Allora, come sono piazzati questi assi? Allora, se l'asse rotativo gira intorno all'asse X, diciamo, si chiama asse A, se invece gira intorno a Y si chiama asse B,
se gira intorno alla Z si chiama asse C, tutto qui alla fine, non è che sia chissà che cosa. Che differenza c'è tra indexato e continuo? Nel momento in cui giro intorno a un asse, se lo faccio in interpolazione, cioè coordinandomi con gli altri assi per dire sulla stessa riga di comando, li faccio fare tutti e tre, tutti e quattro, tutti e cinque i movimenti, allora vuol dire che sono interpolati. Se invece non ho l'interpolazione del quarto e del quinto asse, semplicemente scriverò l'angolo, una riga a parte, cioè lui si posiziona, ecco lì la parola indexato, si posiziona su un angolo e poi eseguo la lavorazione, punto. Non c'è niente di che. Quindi adesso vediamo un po' più a fondo questo discorso. Vedete, qui di nuovo la regola della mano destra che ve la metto in continuazione perché comunque è il principio di tutto, cioè funziona così, non c'è tanto da aggiungere. Qui vediamo una macchina a 5 assi, come vedete l'asse X è quello orizzontale, l'asse Y è quello, diciamo, la vostra strada, no? Come voi state andando per una strada, incrociate una ferrovia, e quella è l'asse X, mentre la vostra strada è l'asse Y, mentre lo Z è il verticale, diciamola così. Quindi vedete che l'asse A, in questo caso rotante, gira praticamente sull'asse X, quindi ruota come fulcro sull'asse X, ecco che appunto è una macchina, un sistema A, e C, che è appunto l'asse rotativo che gira attorno a Z, diventa appunto un sistema AC. Quindi tutte le macchine hanno delle configurazioni, macchine a 5 assi hanno configurazioni che dipende da come sono piazzati, no? Quindi vediamo, ad esempio qui c'è lo scheletro di una macchina senza carpetterie esterne, per vedere un pochettino come è fatta la bascula. Vedete una macchina a 5 assi AC, vuol dire A parallelo a X, in questo caso, l'asse rotativo A parallelo a X, e C, in questo caso vedete che è parallelo diciamo, gira intorno all'asse Z, mentre qui è un altro tipo di impostazione, abbiamo BC, quindi parallelo, l'asse B gira intorno a Y e l'asse C gira intorno a Z. Ecco, queste qui sono due filosofie diverse, qui vedete può portare dei carichi maggiori la macchina perché è supportata la bascola su tutti e due i punti di appoggio, mentre qui lavora più a sbalzo per pezzi più piccoli, e comunque sono filosofie costruttive, insomma qui magari faccio meno esportazione meno potente, chiamiamola così, meno grossa, e qui invece un'esportazione un po' più spinta. Ecco. Questo un po' per farvi capire un attimino. Quindi una lavorazione a 5 assi continua, come vediamo in questo modo qua, in continuo vuol dire che appunto nella stessa riga di comando X, Y, Z e magari A, C oppure BC, oppure quello che è la configurazione della macchina. Questo è un po' semplicemente la questione. Chiaramente la programmazione in questo caso si fa attraverso sistemi CAM, non certo manuale, non certo si mette uno a studiare algoritmi di angoli, ma ci sono dei software apposta che gestiscono diciamo, questi movimenti. Ecco, dopo questa diciamo, presentazione, un pochettino spiegazione di cosa sono questi assi, il quarto e quinto asse che si sente spesso parlare, vediamo un attimino di concentrarci un po' sul sistema a 3 assi, che è il nostro cuore del discorso. No? Quindi abbiamo la fresatrice, vedete. Perché scelgo la fresatrice? Io, a parte che mi piace di più, però questo è un altro discorso, ma rispetto al tornio, perché lei ha 3 assi, no? E il tornio ne ha 2, in definitiva ha l'asse Z, come vedete, di profondità, l'asse X che riguarda i diametri, quindi di solito i corsi tendo a farli sulla fresatura perché avendo 3 assi ritrovo poi nella tornitura tanti comandi che vengono utilizzati in fresatura e diciamola così in maniera molto semplificata che chi impara a programmare una fresa è più facile per lui dopo migrare verso il tornio. Cosa diversa invece fare il contrario, no? Essere abituati con 2 assi e poi andare a lavorare sui 3 assi. Ok ragazzi, questo è un po' il discorso. Andiamo avanti. Quindi tutto ruota intorno a questo discorso qua. Alla fine di tutti i nostri discorsi gli assi cartesiani sono i nostri protagonisti, no? Qui ancora vi faccio vedere la regola della mano destra, tanto per ribadire, no, il concetto. Perché insisto sta mano destra? Perché è una sorta di regola che ci si è dati tra costruttori di macchine. In realtà non c'è nessuno che dice io costruisco una macchina come voglio, non è che devo per forza farla seguendo delle regole, però
Si è visto che questo creava molti problemi anche con i CAD/CAM, con i post-processor, insomma alla fine si è deciso di darsi una regolata, come si dice, utilizzando questa regola. Quindi la regola della mano destra, che può essere applicata in tutte le direzioni, mantiene la stessa caratteristica praticamente che abbiamo detto prima. Quindi l'asse X è il pollice, l'Y è l'indice e lo Z è l'indice. Quindi tutto si basa su questo discorso qua. D'accordo? Bene. Allora, adesso vediamo un pochettino il concetto di percorso. Quindi vediamo che cos'è un percorso, perché abbiamo detto che cos'è le assi cartesiane, cosa sono le macchine a controllo numerico. Adesso vediamo che cos'è un percorso. Allora, un percorso è una strada, no? Dove c'è una partenza e un arrivo, se no che percorso è? Devo partire da un punto e arrivare a un altro punto. Allora, come viene pensato nel controllo numerico il percorso? Come una sequenza di comandi che mi devono far partire da un punto e arrivare a un altro punto. Ovviamente la sto facendo adesso molto semplice, no? Perché non è proprio così semplicissimo, però insomma il principio è quello. Allora, vediamo un attimino insieme, cerchiamo di capire che cos'è questo percorso. Allora, vedete che sulle assi delle X e sull'asse delle Y abbiamo dei segni che indicano una quantità. 1 può essere 10, può essere 100, qualsiasi cosa. Quindi, vabbè, gli assi cartesiani li conoscete ovviamente, no? Sono due rette che si incontrano sul punto di intersezione. Questo punto di intersezione si viene chiamata origine, d'accordo? Ed è importantissimo perché questo è, diciamo, da dove parte tutti i nostri discorsi. E sulle asse delle X e sulle asse delle Y sono segnati, diciamo, delle suddivisioni, delle quantità che possono essere qualsiasi cosa, e mi dà la possibilità, appunto, segnando un punto, di avere la proiezione e quindi identificare quel punto rispetto all'origine. Quindi alla fine è un sistema, d'accordo? È un modo per comunicare a qualcuno qualcosa dov'è quel punto rispetto ad un altro. Quindi alla fine quello è un sistema, d'accordo? Quindi vediamo questo percorso. Vediamo che nell'asse delle X quindi abbiamo 1, non so, vedete il mio cursore che si muove, immagino, e nell'asse delle Y abbiamo 1, quindi la prima, diciamo così, il primo comando che diamo alla nostra macchina è portati a X1, Y1, d'accordo? Va bene, siamo in questo punto qui. Poi ci spostiamo, diciamo che deve portarsi questo punto a Y3, quindi vedete 1, 2, 3, quindi qui ho fatto due tacchette, chiamiamole così, di movimento, due linee di movimento, ma in realtà sono 3 dall'origine, d'accordo? Questo è poi il principio. Quindi se poi andiamo da questa parte abbiamo X4, vedete 1, 2, 3, 4, quindi mi sono portato a 4 dall'origine, poi scendo e vado a Y1, quindi sono a 1, quantità 1 diciamo in asse Y, e poi torno a X1. Quindi ecco il percorso, no? Quindi, e che cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente una strada. Tanti mi dicono, ma perché non scrivi tutti e due gli assi? Ma no, perché? Perché non li scrivo? Perché è già lì, cioè se io scrivo X1, Y1, dopo mi sposto a Y3, e sono già a X1, perché devo dirgli di nuovo X1? Io mi devo spostare a Y3. Poi se mi sposto a X4, non è che devo dirgli di nuovo, ma sei a Y3, perché sono già a Y3, quindi mi sposto solo a X4, ecco la strada, il percorso, d'accordo ragazzi? Questo è un po' il concetto. Quindi se abbiamo capito questa cosa qui, vi posso assicurare che l'80% del controllo numerico è spiegato. Adesso non voglio farla troppo facile, però credetemi che alla fine è tutto qui, cioè bisogna sempre guardare dall'origine, scrivere solo le coordinate che cambiano. Perché non scrivo tutte e due le coordinate come vi dicevo? A parte che c'ero già, anche perché se io comincio a scrivere diverse cose, più scrivo, più ho possibilità anche di sbagliare, di fare degli errori, quindi scrivo semplicemente le cose che cambiano. E quindi ho un programma più pulito possibile, più semplice possibile. Vediamo la prossima slide. Ecco, questa slide qua mi piacerebbe che voi vi mettete lì con la carta e la penna e mi fate un percorso. Questo percorso qui si dovrebbe vedere
comunque come è fatto, perché c'è x1, y1, vedete sempre prima la x dopo la y, e poi scrivere il percorso di questa semplicissima L, d'accordo? Mi piacerebbe che ci metteste un po' un attimo lì con i quadretti, guardate i quadretti e cominciate a scriverlo. Io adesso aspetto, diciamo, pochi secondi, provate a scrivere con una matita, una penna su un foglio di carta, vedete se riuscite a fare questo percorso. Quindi scrivendo semplicemente le coordinate che cambiano. Quindi abbiamo x1, y1, poi ci sposteremo in y, d'accordo? Provate a farlo, ragazzi, un attimo, Ma in chat se volete, ma anche no, ma ragazzi, ma alla fine poi questo è un modo, voglio farvi capire delle cose, dopo il corso, se farete il corso con noi, chiaramente se corrisponde a quello che avete fatto voi e siamo tutti contenti. Quindi vado avanti, d'accordo ragazzi? Eccolo qui, allora il percorso come è fatto? Abbiamo detto x1, y1, poi y4, quindi 1, 2, 3, 4, x3, 1, 2, 3, y2, 1, 2, x5, 1, 2, 3, 4, 5, y1 e x1. Ecco, questo vi posso assicurare che all'inizio è sempre una rogna, perché tutti si mettono a fare ma io mi sono spostato di 4 perché devo scrivere 3, perché devo scrivere mi sono spostato di 2, ma perché devo scrivere x3 se mi sono spostato di 2? Perché appunto tutto è relativo, cioè il comando di y qui si chiama y2, d'accordo ragazzi? Questo è un po' il principio, no? Mi sono spostato in meno, non c'entra niente dove, non c'entra niente qual è la strada che ho fatto, ma conta qual è il punto in cui devo arrivare, quindi questo è il percorso. Adesso se volete nella chat scrivermi, tanto per curiosità, insomma, sì, ci sono, l'ho beccato, ho fatto tutto, è giusto, e chi invece mi dice, no, guarda, è proprio in alto mare, insomma, ecco, potete scrivere appunto nella chat, sì, ok, l'ho fatto, non l'ho fatto. No, coordinata assoluta, Giuliano Marchi, benissimo, non è assolutamente relativo, tutto è assoluto, dopo vi spiego anche perché. Chiaro, perfetto, mi scrive Tariq, benissimo. Quindi stiamo parlando ovviamente di coordinate assolute. Infatti approfondiamo un po' questo discorso delle coordinate assolute, perché la programmazione CNC alla fine è tutta assoluta, adesso vi spiego il perché. Quindi possiamo andare avanti, va bene Camarano? Ok, siamo a posto. Ok, chiaro, grazie ragazzi. Allora andiamo avanti. Allora, vediamo appunto la differenza tra lo zero pezzo e lo zero macchina, il concetto di ohm. Perché prima vi ho fatto gli assi cartesiani e poi adesso vi parlo del concetto di ohm? Perché alle volte si fa più confusione, c'è zero pezzo, zero macchina. Insomma, alla fine è molto più semplice di quanto non sembra. Qui vediamo lo schema di una fresatrice, no, ragazzi? Vedete X, Y, l'asse Z è tutto su, vedete che la nostra terra di coordinate si trova in alto, in questo punto, vedete, rispetto alla tavola, io sono, dovete fare un po' di sforzo di immaginazione, sono in basso a sinistra rispetto alla tavola, no? Se io guardo la macchina dall'alto, io il mio punto ce l'ho sia in alto, ma ce l'ho anche in basso a sinistra. Questo è lo zero della macchina, lo zero assoluto della macchina. Io il pezzo lo metto qui, lo metto all'interno della mia tavola portapezzo, poi devo semplicemente dirgli dove si trova lo zero che io decido del pezzo rispetto allo zero assoluto della macchina. Quindi il principio è questo, la macchina ha sempre il suo zero, punto, fine, lei ragiona sempre dal suo zero assoluto. Non è che un colpo è qua, un colpo è là, no, non è un colpo da nessuna parte, lei è sempre là, il suo zero è sempre quello. E poi io posso mettere il pezzo dove voglio all'interno della mia tavola portapezzo e devo semplicemente dirgli con un sistema di origini che poi vedremo più avanti, perché adesso non è che posso
possiamo raccontarci tutto, perché sennò insomma sarebbe troppo bello, però voglio dire, cioè, le coordinate del pezzo, dello zero pezzo, devo comunicargli al controllo numerico di dove si trova in X, dove si trova in Y e dove si trova in Z. Questo è un po' il concetto. E si ragiona sempre per coordinate assolute. Però c'è il problema dei cambio tensili, no? Il cambio tensili, perché? Perché gli utensili hanno altezze diverse, vedete che ci sono utensili più piccoli, utensili più lunghi, utensili fatti in un modo, utensili fatti in un altro. Qui vi ho fatto un po' un esempio di diversi cambio tensili, no? Ci sono tortiere, le chiamano, oppure cambio tensili rotativi, oppure dell'isse, oppure appunto ci sono dei braccetti, come vedete qui c'è una tavola rotante con l'obo filippete, una tavola a camme che toglie l'utensile e mette su un altro, vabbè, anche questo è un altro tipo. Si chiama rastrelliera, la chiamano rastrelliera, ci sono di quei nomi assurdi sugli cambioti rastrelliere, tortiere, ce ne sono tantissimi, li chiamano in tutti i modi. E come vedete ci sono altezze diverse e questo diventa un problema, perché dice: ma come faccio a dirgli a che altezza ho il mio utensile? Ci sarà all'interno del controllo numerico una tabella di utensili con scritto per ogni utensile che altezza ha. Quindi quando andrò giù in Z a fare un comando di Z, lui devo semplicemente dirglielo, ma dopo lo vedremo di nuovo questa cosa, che tipo di utensile assume, cioè il nome dell'utensile, quanto alto è l'utensile. Lui va a leggere una tabella e tiene conto dell'altezza dell'utensile, quindi quando gli dico di andare a una quota Z, lui, la macchina, il controllo, fa già la sottrazione. Quando gli dico di andare al zero pezzo, lui fa già l'addizione delle coordinate che gli ho dato precedentemente come zero pezzo. Quindi la macchina ragiona sempre in assoluto, la macchina ragiona sempre dal suo zero, punto, non c'è che c'è tanto da dire. Quello del zero pezzo, dell'altezza utensile, tutte strategie, stratagemmi, che il controllo numerico mette a disposizione dell'operatore per evitare di farsi conti, cioè io non devo scrivere vai in questa posizione a X e devo tener conto che in realtà l'origine della macchina si trova a 300 mm da questo punto, 300,264. Scrivo semplicemente la mia coordinata e gli dico alla macchina dove si trova l'origine del pezzo, lo fa lei il conto praticamente. Ecco, adesso magari non vi spaventate, non vi preoccupate, dite Madonna, non ho capito niente. Beh, in realtà è molto più semplice, la macchina ha il suo zero assoluto e io devo dargli le coordinate dello zero relativo, che è il mio zero pezzo. Ora vediamo un altro esempio di come si fa il linguaggio ISO. Anche la parola linguaggio ISO è una parola che vuol dire niente, cioè sapete come funzionano queste cose qua? Il più grosso costruttore di controlli numerici detta legge, questa è la realtà. Cos'è che è successo? È successo che all'inizio ognuno si faceva il suo linguaggio e alla fine non si capiva più niente, ma come si programma, come non si programma, alla fine Fanuc e Siemens, che sono i due leader indiscussi di controlli numerici, adesso a dire la verità c'è arrivato anche Heidenheim, però sempre tedesco, ma diciamo che i leader sono uno giapponese, uno tedesco, uno è Fanuc e l'altro è Siemens, loro due dettano legge e fanno loro lo standard alla fine, cioè gli altri si accodano e diventano, diciamo così, prendono come dire, le caratteristiche di questi controlli per fare in modo che l'utente che compra un controllo numerico che installa sulla sua macchina abbia delle caratteristiche simili ai colossi, insomma, ecco. Quindi la parola linguaggio ISO non esiste, ve lo dico già subito, è una invenzione, non c'entra proprio niente, diciamo che si avvicinano a Fanuc, questa è la verità. Volevo farvi vedere semplicemente questa piccola slide qui che vi fa vedere un disegnetto che ho fatto su AutoCAD per farvi vedere un'incisione, no? Vediamo ad esempio un'incisione, quindi parliamo anche dell'asse Z. Facciamo un'incisione di questa R. Perché una R? Perché c'è anche una linea inclinata, perché c'è questa appunto traiettoria, poi ci alziamo, andiamo a fare la gambetta della R in maniera da far vedere un po' di movimenti. Ecco. Dopo ho un simulatore, vi faccio vedere un po' di cose. Allora, perché questa slide? Vedete allora di nuovo la regola della mano destra, non la X in questo caso, la Y e la Z, vedete, facciamo finta che ci sia un cubetto che io devo realizzare questa R, l'incisione di questa R. La vediamo adesso dall'alto e qui, come vedete, cioè dovete immaginare lo Z che vi guarda, d'accordo? Vedete la X, vedete la Y e lo Z in questo caso vi sta guardando, d'accordo? Vi sta guardando.
Ecco, questo è un po' il segno che dovete tenere presente. Quindi, quando io sono, come in questa slide, con Z, vedete come è fatta questo segno blu, parte dall'origine e va verso l'alto, d'accordo? E vedete quindi la Z è positiva. E invece quando entro dentro il materiale la Z mia diventa negativa. Ecco perché posso realizzare un'incisione. Diciamo così, tutte le coordinate Z sopra positive sopra lo 0, Z2, in questo caso distanza di sicurezza, possono muovermi rapido, mentre tutte quelle che hanno lo Z- sono dentro il pezzo. Questa è una regola abbastanza comune che viene utilizzata. Quindi per tornare alla nostra vista dall'alto del nostro pezzo, vediamo insieme questo percorso, questa operazione, quindi incisione. Quindi vediamo un'incisione, d'accordo? Allora, com'è questa incisione? Leggiamo il programma, questo programma qui che fa questo lavoro. Allora, vabbè, chiamo l'utensile, adesso lasciate perdere il DT, qua ci sono dei nomi che vabbè, non importa. M6 vuol dire vai a fare cambio utensile, vai a prendere l'utensile 3, accendi la fresa, quindi falla girare a 5.000 giri, e dopo c'è un modo per calcolarsi tutte le velocità, vabbè, in base al materiale, in base all'utensile, ce ne parleremo insomma se volete fare il corso. E poi qui dice semplicemente M03 accendi il mandrino e fallo ruotare in stesso orario. Poi il primo movimento G0, ecco G0 e G1 sono i due comandi che danno, uno il comando rapido, vai il più veloce possibile alla coordinata che ti dico e vai in lavoro a fare il movimento che mi interessa. Quindi G0, X60, Y30, andiamo in questo punto qua, quindi la macchina si porta alla massima velocità sopra questo punto. Poi ci sono dei comandi di discesa, in questo caso sto scendendo, G43 vuol dire stai attento, guarda che vai a Z2 ma hai montato l'utensile 3, quindi lui va a leggere nella tabella degli utensili che ho scritto nel controllo quant'è l'altezza di quell'utensile, quindi lui si ferma prima praticamente col mandrino, scende giù prima perché sa che ha l'utensile alto quella misura lì. Questo H3 non fa altro che andare a leggere un registro all'interno del controllo numerico dove c'è scritto l'altezza dell'utensile. Quindi si ferma a Z2, quindi si ferma a 2 mm, ecco qui, si ferma a 2 mm praticamente dall'inizio di questa R, d'accordo? E poi entra dentro, quindi lavoro, eccolo qua, G1, Z-2, entro dentro, a F500. Cosa vuol dire? Vuol dire che entro dentro a una velocità di 500 mm al minuto, ma anche questo si calcola, c'è un modo per calcolarlo, è un avanzamento, questo si chiama numero di giri al minuto, e questo invece è avanzamento. E poi faccio il vero e proprio percorso Y70, quindi mi muovo fino a qui, vedete, 30 più 20 fa 70, X100, quindi 60 più 40, Y50, vedete 30 più 20, X60, sono tornato in questa posizione, poi mi alzo, l'ho fatto volutamente questo per farvi vedere un po' i movimenti di rapido anche fuori dal pezzo, no? Quindi Z2, vedete che si alza, poi va di nuovo in G0, X, in questo caso 100, Y30, vedete che sono sullo stesso blocco, questi si chiamano blocchi di comando, vedete che sono insieme, in questo caso sta interpolando X, Y insieme, si muove quindi a X100, Y30 e poi rientra G1Z-2 e poi fa questa diagonale, appunto X60, Y50, che appunto porta da questo punto, arrivo fino a questo punto qui. E poi mi alzo a Z2 e poi faccio uno svincolo. Alla fine sono dei comandi di svincolo semplicemente per spostarsi fuori dalle scatole una volta che tu hai lavorato e sei arrivato per non lasciare l'utensile qua in cima, vengono messi dei comandi di svincolo, quindi mi metto il pezzo fuori dalle scatole. Ecco, quindi adesso vorrei aprire invece, condividere con voi un simulatore che vi faccio vedere questo percorso con un simulatore, d'accordo? Quindi aspetta un attimo che faccio la mia presentazione da un'altra parte. Interrompo la presentazione, adesso faccio l'altra. Eccolo qui, mi sembra, ecco, questo qui è un simulatore che si chiama CNC Simulator Pro, molto semplice, molto carino da vedere, in cui c'è scritto il programma. Riuscite a vederlo tutti, ragazzi? Mi scrivete per favore nella chat che riuscite a vedere tutto quanto. Sì, perfetto, benissimo. Ok, io adesso lancio questo programma, che è quello che abbiamo visto prima, e vedete che cosa succede. Ecco qua.
parte, vedete la macchina, adesso magari va un po' a scattini perché non è la trasmissione tanto giusta, vedete che sta facendo X60, Z2, si alza, va a fare l'ultima diagonale e si alza e fa lo svincolo, ecco che è uscito fuori dalla lavorazione. Ve lo faccio rivedere perché comunque è uno strumento molto utile perché non faccio altro che buttare dentro qui il mio comando e lei esegue esattamente quello che gli sto facendo. C'è anche un controller che mi fa vedere un pochettino le velocità del mandarino, posso dare anche un po' più piano, insomma ci sono diversi sistemi poi per fare la simulazione. Ecco, quindi questa R, vedete che viene fuori tutte coordinate assolute ovviamente, è un programma che ho fatto con i ragazzi, ecco questo qua con i ragazzi di prima e ho voluto fargli vedere un po' questa cosa qui. Ecco, tornando un attimino alla slide, alla fine abbiamo praticamente finito, adesso torniamo alla slide, ecco. L'ultima cosa, ecco, adesso siamo ritornati quindi alla slide finale. L'ultima cosa, ricordatevi sti benedetti 3 assi della regola della mano destra, ricordatevi appunto di questo signore qui, la differenza se inserire prima la quota Z2 poi H3, poi H3 poi Z2. Allora adesso ritorniamo un attimo alla slide che così ti spiego bene. Allora, aspetta un attimo che qua adesso riparte l'avvio. Torniamo dove eravamo sul percorso. Ok, eccolo qua, eravamo qua. Allora, ascoltami, nel momento in cui scendo giù in Z, gli dico con G43, attento, controllo che hai un utensile di questa misura e lui va a leggerlo. Capito? Quindi il comando di compensazione si attiva col movimento, quindi in questo caso è un movimento di G0 perché non ve l'ho detto perché insomma non è che riesco a dirvi tutto, ma se io non scrivo, sono comandi modali questi G0 e G1, no? Una volta inseriti, finché uno non gli dice di cambiarli, loro continuano a utilizzarli. Quindi lei è in G0 adesso la macchina, in questo caso nel G43, in questo comando qui non è un comando di movimento, questo è un comando di compensazione, cioè lei è in G0, sta scendendo in rapido a Z2, però col comando G43 gli dico sì, vai a Z2, ma stai attento, guarda che è l'utensile montato, l'utensile 3, della misura dell'utensile 3. È chiaro? Quindi va insieme al movimento, quindi il movimento è compensato dal G43. Avete altre domande, ragazzi? Ah, lo svincolo in diagonale, ecco qua. Lo svincolo in diagonale, allora facciamo una cosa, guarda, proviamo a riaprire il simulatore. Guarda, facciamo così. La cosa migliore è farti vedere direttamente lo svincolo in diagonale. Guarda, una finestra e riprendiamo il simulatore. Immaginiamo di togliere queste coordinate finali, lo svincolo, no? Che abbiamo chiamato così svincolo. Attento a cosa succede. La macchina va, lavora, d'accordo? Facendo la sua lavorazione come prima, adesso ho tolto lo svincolo, e si alza a Z2, vedete che si è alzata a Z2 e ferma lì, cioè, però dopo se tu devi fare un centinaio di pezzi, devi spostare ogni volta l'utensile e devi smontare il pezzo e rimontarne un altro, d'accordo? È semplicemente due comandi, due blocchi finali che servono a togliere dalle scatole l'utensile dal pezzo, tutto lì, semplicemente quello. Comando M30 che vedete finale non è altro che pronto a ripartire, vuol dire pronto a ripartire, nel senso che io schiaccio di nuovo start, lei riparte, però ovviamente se l'utensile era sotto lì, chiaramente rompe le scatole e non riesce a togliere bene il pezzo, quindi si chiamano comandi di svincolo, d'accordo? Ecco, questo un po'. Vedete altre terrore addirittura. Ok, chiaro ragazzi, avete capito un pochettino il discorso? Ecco, quello che volevo farvi percepire è che il controllo numerico in realtà non è così difficile, ma non è neanche ovviamente da sottovalutare, chiaramente. Però i principi sono veramente molto, molto semplici e basilari. Numerico e dopo ho dei ragazzi che si sono
si sono fatti un'aziendina, insomma io nel mio cellulare ho come sfondo il capannone di un mio alunno delle serali che ha una piccola aziendina di CNC, per dirvi che dopo ognuno dopo deve fare un po' la sua strada, chiaramente. Ecco, quanto conta l'esperienza di programmazione automatica? Allora, questa è una domanda da 1000 punti. Allora, un buon cammista, cioè uno che lavora col CAM, deve essere un buon programmatore, punto. Non può essere viceversa, cioè se uno vuole intraprendere la strada del CAM deve assolutamente saper programmare le macchine in maniera, chiamiamola tra virgolette, manuale, no? Quella che stiamo facendo. Quindi le basi che io cercherò di darvi per chi vuole partecipare a questo corso sono delle basi anche in funzione del CAM, ovviamente, perché quello è un altro argomento bello tosto che ormai le aziende acquistano tutti, ormai acquistano sistemi CAM perché costano meno. Una volta un sistema CAM costava 20.000 euro, adesso con 3.000 euro è un ottimo sistema CAM e quindi le aziende lo comprano, conviene che lo comprano, è chiaro, e dopo mettono a lavorare magari sul sistema CAM uno che sa CNC programmare manualmente, non certo uno che prende in mano il computer perché è stato col mouse tutta la sua vita. Insomma, non so se avete capito quello che intendo. È un programma bellissimo che ho trovato in rete, è gratis per un mese, cioè per un mese ti fanno lavorare, poi ovviamente ti chiedono il costo, insomma è chiaro, no? Sono 100 euro comunque costa, non è che costa chissà che cosa. Si chiama, comunque ve lo scrivo nella chat, si chiama CNC Simulator Pro, questo softwareino qua, CNC Simulator Pro. Sì, in realtà adesso ormai è tutto in rete, cioè le macchine funzionano praticamente come fossero USB, per dire, no? Quindi hai il cavo che arriva e il PC all'interno della macchina riceve come fosse una cartella, d'accordo? La cartella di un device qualsiasi. Tempo addietro, fino a qualche tempo fa, c'erano i seriali, no? Via seriale, quindi mandavi una comunicazione, degli impulsi, praticamente lei si metteva in ricezione, doveva ricevere il file, sempre file di testo comunque, e lo scriveva all'interno del suo disco. Ma ormai le macchine di ultima generazione sono tutte come fossero delle periferiche, insomma, quindi tu dall'ufficio tecnico, dove hai installato il tuo CAM, puoi tranquillamente mandare come fosse il copia e incolla, insomma, la cartella con i tuoi file e buttarli lì dentro al controllo della macchina. Allora, la stampante 3D, allora, sì, Luca Leonardi dice... Aspetta, che ne ho diverse. Allora, aspetta, c'è scritto un'altra cosa. Ogni volta che mi sposto con un singolo asse, gli altri due assi sono bloccati. Allora, la macchina, quando mi sposto con un singolo asse, gli altri due assi sono bloccati. In realtà sì, perché sapete come funzionano? Sono delle viti del ciclo di sfere che fanno il movimento degli assi e chiaramente se io mi muovo con un asse, gli altri, se nessuno gli dice di muoversi, sta fermo perché insomma fino a prova contraria. È comunque una vite e una chiocciola e quindi chiaramente c'è una sorta di resistenza meccanica e quindi gli assi stanno fermi, c'è poco da fare, il motore poi in tensione, anche se non dà il comando di movimento e quindi è bloccato, tu non riesci a muovere un asse ma neanche per sogno e quindi sono bloccati, per così dire. Non è che c'è un comando che blocca gli assi, tu muovi solo quello che ti interessa, gli altri i motori sono in tensione, quindi i motori sono in coppia e quindi l'asse sta sicuro che non si muove. Poi la stampante 3D, mi sta chiedendo questo ragazzo qui, la stampante 3D è considerata la stregua della macchina CNC. Allora, il principio è differente chiaramente, no? Quindi le macchine CNC sono macchine sottrattive, cioè tolgono materiale, mentre le stampanti 3D sono macchine additive, quindi sommano, aggiungono materiale. Non è altro che un percorso, le macchine stampanti 3D, un percorso che viene fatto anche quello XYZ, cioè quello è la somma, come vuoi dire, è sempre quella, cioè XYZ non c'è tanto da cercare chissà che cosa, e anche loro depositano in questo caso con una fusione e attraverso un percorso, ecco che torna la parola percorso, tanti strati e creano l'oggetto. È una macchina CNC? Sì, alla fine sì, perché sono sempre assi in movimento, X, Y interpolati, Z di posizione, in questo caso chiamiamola 2S e mezzo, allora perché
Z progressivamente aumenta di strato, no? Quindi fa un decimo ogni deposito, per dire quello che è, insomma, dopo dipende dalle impostazioni, e quindi sarà una macchina da 2,5. Sì, io posso bloccare gli assi della testa se faccio la fresatura con 3 assi. Ah beh, benissimo, poi dipende, sai, dipende dalle macchine. Io utilizzavo ultimamente una macchina con motori lineari che non avevano neanche le viti a ricircolo di sfere, erano motori praticamente, era una slitta magnetica, no? Immagino con delle accelerazioni spaventose, che era quella HSM che ho fatto vedere all'inizio, quella fresatrice della Micron. Quella macchina lì ha motori lineari, quindi non ha neanche le vite di ciclo di sfere, ma ti posso assicurare che con gli assi in tensione non li sposti neanche se piangi. Allora, con una macchina a 5 assi, ecco, con la macchina a 5 assi è già più delicata la cosa, perché le flessioni ci sono, inutile che ce la meniamo, le flessioni ci sono. Avete visto le configurazioni che vi ho fatto vedere nella presentazione, adesso ve la apro di nuovo un attimo e vi torno poi indietro al discorso di prima, quindi una finestra, tanto per chiudere poi il concetto di 5 assi. Allora, torniamo un po' indietro. Allora, quello che volevo farvi capire sulle 5 assi è questo, che vedete le due configurazioni che vi avevo fatto vedere all'inizio, no? Le due configurazioni, questa qui sicuramente è molto più resistente, ma non ha un blocco della rotazione, lei si posiziona in una certa posizione, un certo angolo e poi vai a lavorare. Questa, come vi dicevo prima, è meno robusta, chiamiamo pure questo termine qua di questa macchina qua, c'è poco da fare, vedete che è supportata solo da una parte, è solo supportata nella parte posteriore questa bascula. Chiaramente questa è una macchina da esportazione più grossa, una macchina che ha una potenza maggiore, e questa invece è una macchina che ha una potenza minore di esportazione, c'è poco da fare. Per questo, allora, voi dovete sempre pensare all'utensile, lasciate perdere chi muove cosa, si muove il mandrino, si muove la tavola, dovete sempre pensare all'utensile, è l'utensile che è il vero protagonista, cioè è lui che dovete portare a spasso. Che dopo si muove la tavola verso X oppure si muove la testa verso, questo è un dettaglio, la regola della mano destra va sempre bene e l'utensile è quello che conta, d'accordo ragazzi? Quindi non vi preoccupate, i movimenti come avvengono, si chiamano moti relativi, no? Tu hai un moto relativo della testa oppure della tavola, ma alla fine sempre a spasso per X, Y e Z devi portare questo utensile. Grazie a tutti, arrivederci, grazie ragazzi, arrivederci.